Buonasera e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento settimanale. Come ogni martedì ci ritroviamo per fare un po' l'aggiornamento rispetto a quella che è la situazione del Covid, dei malati di Covid a Montegalda e anche per parlarvi un po' di quelle che sono le situazioni che interessano il nostro paese. Questa sera parleremo per esempio di alcuni lavori pubblici che stanno per iniziare. Direi di cominciare come al solito, comincio con la mascherina per ricordarvi l'importanza di tenere sempre il presidio che la mascherina rappresenta rispetto al contagio e igienizzarvi frequentemente le mani e mantenere la distanza di sicurezza. Adesso all'interno di questo locale la distanza è mantenuta e quindi posso tranquillamente toglierla. Per quanto riguarda la situazione Covid, direi che è in leggero aumento e quindi rispetto ai 20 che avevamo la settimana scorsa siamo oggi a 26 positivi. Oltre ai positivi abbiamo anche un po' di ragazzi in quarantena, soprattutto ragazzi che vengono dalle superiori, nelle quali classi c'è stato un positivo e quindi in via precauzionale vengono lasciati in quarantena. Mi viene da dire purtroppo non ci sono più ricoverati, che come dato assoluto è una fortuna, però dico purtroppo perché ci rattrista il cuore pensare come quelli che erano dei nostri concittadini ricoverati hanno visto una situazione che purtroppo non si è risolta positivamente. Sul fatto che siamo a 26 positivi, l'invito a prestare la massima attenzione è sentitissimo, perché soprattutto con il passaggio in zona gialla che c'è stato, sembra esserci stato un rilassamento rispetto alle precauzioni che devono esserci. Quindi vi rinnovo l'invito a utilizzare sempre quelli che sono i presidi che sono importantissimi per difendersi dal virus. Quindi vi ricordo di indossare sempre assolutamente la mascherina, igienizzarvi le mani e soprattutto mantenere la distanza. Saluto la Franca, Antonio Savio, sempre presente, la Loretta, la Fiorenza e Moreno. Se non ci sono domande su questo specifico, chiudo il quadro andando a dirvi come per quanto riguarda anche le scuole rimane una situazione assolutamente tranquilla. Ci sono alcuni bambini positivi per quanto riguarda l'asilo, però per il resto non ci sono situazioni preoccupanti. Le case di riposo rimangono covid free. Magari la prossima settimana vi faccio vedere anche un bellissimo striscione che sta girando negli ultimi giorni nei social, che vede la casa di riposo Lampertico con attaccato fuori dalle finestre un bellissimo striscione con scritto casa di riposo Lampertico covid free. Penso che sia il segnale più importante e più bello che la casa di riposo dà verso l'esterno in questo momento, andando a manifestare quello che è una gioia che tutti noi condividiamo. Ho avuto un incontro con gli altri sindaci e con lo staff di direzione dell'USL 8 lunedì, quindi ieri mattina, durante il quale ci hanno aggiornati su quella che è la situazione per quanto riguarda i vaccini. Quindi inizia la campagna vaccinale anche al di fuori delle case di riposo, partendo dalla classe del 41, quindi gli ottantenni, e poi andranno via via a seguire, quindi 1940, 39, 38 e così via. Quindi sono già partite dall'USL le convocazioni con gli appuntamenti e dal 15 di febbraio al 19 di febbraio, lo ripeto, dal 15 di febbraio al 19 di febbraio dovranno essere chiamati e saranno chiamati alla vaccinazione tutti gli ottantenni. Quindi prestate attenzione, se avete genitori, fratelli, conoscenti che hanno 80 anni, saranno chiamati alla vaccinazione
dal 15 al 19 di febbraio. Stanno invece partendo in questi giorni e quindi dovrebbero arrivarvi, o vi sono già arrivate, anche quelle per gli 81enni, quindi classe 1940. Per quanto riguarda le persone che hanno 81 anni, è prevista la vaccinazione dal 22 di febbraio al 26 di febbraio. Nella lettera che vi arriverà a casa ci sono tutte le indicazioni. In particolare, l'USL si raccomanda di compilare il foglio allegato con tutte quelle che sono le informazioni che riguardano la persona che va a vaccinarsi. In particolare, mi raccomando, quelli che sono i farmaci che la persona assume e le eventuali allergie. Oltre a questo, l'USL chiede anche di comunicare l'eventuale impossibilità allo spostamento. Dopo rispondo, mi sono fermato un attimo perché ho letto una domanda e poi rispondo a quella specifica domanda. E quindi ripeto e poi vado a vedere le domande. Inizierà il 15 di febbraio la vaccinazione a Vicenza e quindi anche a Montegalda della classe 1941, dal 15 febbraio al 19 febbraio. Diventa molto importante riuscire a essere presenti alla vaccinazione in questa settimana, perché poi dovrà essere ripreso con la seconda dose esattamente nella settimana corretta per tutta la classe 1941. Dal 22 di febbraio al 26 di febbraio invece la classe 1940. Ci sono tutte le istruzioni nelle lettere che arriveranno a casa e soprattutto si raccomanda di compilare la documentazione prima di arrivare alla vaccinazione in modo da non perdere tempo, arrivare con vestiti comodi perché sono previsti 5 minuti per ogni vaccinazione. Quindi compilate con le allergie, compilate con i farmaci che vengono assunti, non arrivare là, si sono raccomandati con scatole, scatoline, scatolette, ma scrivere direttamente quella che è l'assunzione di farmaci che viene fatta. Non solo, ma se ci sono delle persone che sono impossibilitate a spostarsi, c'è un numero verde da chiamare per informare l'USL che valuterà la possibilità di fare il vaccino a casa. E questo chiude la parte del vaccino. Adesso rispondo alle domande per poi eventualmente, se non ce ne sono ulteriori, proseguire con la seconda parte. Allora, i contagiati sono nelle case di riposo oppure sono cittadini comuni? Sono cittadini comuni, nel senso che nelle case di riposo non ci sono positivi. Addirittura per quanto riguarda Nostra Signora di Fatima, detto anche che noi chiamiamo cenacolo, sono stati tutti contagiati e poi si sono negativizzati e quindi sono tutti negativizzati, sono tutti diventati negativi, quindi in teoria non possono più essere ricontagiati. Mentre per quanto riguarda la casa di riposo Fedele Lampertico, Orazio Lampertico, scusate, ci sono state le vaccinazioni che hanno completato il loro ciclo e quindi ad oggi sono tutti vaccinati. Per quanto riguarda la casa di riposo Lampertico, tutti quelli che hanno voluto e che si potevano vaccinare sono stati vaccinati, quindi tutto il personale di servizio e anche tutti i pazienti. A me risulta, come vi ho detto anche appena adesso, che tutto il personale, per esempio della casa di riposo, è stato vaccinato. Quindi a me non risulta personale dipendente ospedaliero operativo non vaccinato. Almeno così ci è stato detto dal USL 8 e così risulta anche molto operativamente anche dal personale della casa di riposo Lampertico. Il vaccino è il Pfizer in questo momento, che ci chiede Nicola Bertuzzi.
Abruzzo, che viene dato ai nostri nonni o per agli ottantenni. Saluto la Claudia Perin che ci segue come ogni sera, la Karen Rampin che saluta e ringrazia felice per i nonni, e l'USL si prende la responsabilità di eventuali danni dovuti al vaccino. Ogni persona che si fa vaccinare si, tra virgolette, assume la responsabilità, perché per essere vaccinati bisogna appunto compilare il modello che vi ho fatto, di quale vi ho accennato prima. Saluto Emanuela Baston che ci saluta e direi di chiudere questa prima fase. Ok, sto cercando anche di vedere se sarà possibile far intervenire anche un esperto per quanto riguarda i vaccini, per spiegare anche le dinamiche sulle quali si basa la vaccinazione e quindi in qualche modo far capire il meccanismo su cui opera il vaccino. I vaccini non si fanno a Padova, ma per quanto ci riguarda dovrebbero essere fatti nella sede di Noventa. Comunque ogni convocazione avrà indicato quella che è la sede nella quale andarsi a vaccinare. Per quanto ci riguarda dovrebbe, uso il condizionale, essere Noventa. Saluto Filippo che ci segue dalla lontana Valsolda ma vicina. Ho visto che ha fatto un'abbondante nevicata e quindi saluto Filippo che è lontano fisicamente ma ci è vicino nel cuore con tutta la sua famiglia. Io chiuderei questa parte del Covid, poi se ci sono delle domande magari le riprendiamo alla fine, e passerei ora invece a quello che è l'altro argomento che avevamo detto che avremmo trattato. Visto che sono molto vicini i lavori di miglioramento di quella che è la situazione viabilistica e di sicurezza del centro di Montegallo, soprattutto via Cattaneo, via 2 Giugno, via Giulia, vado a illustrarvi quali saranno questi lavori, al fine che possiate capire anche voi di cosa si sta parlando e cosa andranno a fare appunto gli operai che vedrete intervenire su queste vie. Quindi condivido la... Ok, eccola qua. Allora, come vedete, le zone interessate sono principalmente lungo via Cattaneo. Un intervento che è stato progettato, che verrà realizzato con l'obiettivo di migliorare la sicurezza su questa via. In particolare, dopo le numerose segnalazioni di eccessi di velocità e di pedoni che non si sentivano sicuri, è stato dato incarico ad un progettista di fare degli interventi che aumentassero la sicurezza su quella via. In particolare, quindi, tutto quello che ora vi vado a presentare ha questi obiettivi: rallentare la velocità delle macchine e dei camion che passano su via Cattaneo, mettere in sicurezza i pedoni, soprattutto durante la fase di attraversamento, ridurre, se non eliminare, le macchine che sono lungo i marciapiedi di via Cattaneo e aumentare il numero di parcheggi a ridosso di questa zona. Come vedete dalla fotografia che ho condiviso, gli interventi saranno, e poi li vedremo nel dettaglio, lungo via Cattaneo, che sono sostanzialmente questi, su via Giulia, quindi sul quello che era l'ex campo da calcio, e all'incrocio sempre di via Giulia. Questo è per dire un dettaglio dell'intervento su via Cattaneo, quindi l'inizio di via Cattaneo. Per darvi un riferimento, queste sono le poste e questo è un leggero rialzamento che verrà fatto del manto stradale
con l'obiettivo di rallentare le macchine che dopo aver fatto la rotatoria all'inizio di via Cattaneo, venendo dalla chiesa, vanno verso il centro del paese. In particolare qui vedete l'intervento in una situazione sicuramente più chiara, nel senso che attualmente di fronte alle poste ci sono due recinzioni che vengono in avanti. Con un accordo tra il Comune di Montegalda e le poste è stato possibile acquisire questo spazio di fronte all'ufficio postale e verrà realizzato quindi un unico parcheggio, e a fronte delle tre vie che attualmente immettono su via Cattaneo, lasciare semplicemente una via e un'altra via, quindi due vie di accesso a questi spazi. Questo è invece l'intervento che andrà a essere realizzato di fronte alle scuole elementari, dove questo è l'edificio praticamente della LI. Prima dell'edificio della LI verrà realizzato un altro piccolo rialzamento dello strato di asfalto su via Cattaneo, dopodiché verranno realizzati due attraversamenti pedonali protetti, sempre con l'obiettivo, come vi dicevo, di mettere in sicurezza l'attraversamento pedonale e in più di rallentare le macchine che percorrono questo tratto di strada. Verrà poi realizzato un piccolo spazio a parcheggio di fronte alle attuali scuole elementari. Chi ha potuto vedere in questi mesi oramai la nuova recinzione delle scuole elementari, dovete immaginare che di fronte a questa verrà realizzata una piccola piazzetta. Questo è l'intervento che verrà realizzato sul lato della via Iulia, praticamente in fondo al campo l'ex campo da calcio. Qui potete vedere nel dettaglio quella che è la situazione. Questo è il vecchio campo da calcio e qui verrà realizzato un nuovo parcheggio che ora avete visto. E in più verrà sistemato un po' anche il ciglio sul lato sinistro andando verso via Iulia. Su questo spazio verranno realizzati 27 stalli per le auto, con l'obiettivo di migliorare la condizione davanti alla LI, che attualmente è spesso in sofferenza, fortunatamente, perché le attività di studi professionali e di studi medici che operano sopra la LI richiamano comunque delle persone e quindi delle auto che parcheggiano. Questo è l'attraversamento di via Iulia, che verrà anche questo leggermente rialzato, con l'obiettivo di rallentare il traffico su questa arteria. Questi sono gli interventi nel loro complesso, quindi un quadro d'insieme dei 4 interventi, quindi sostanzialmente di fronte alle poste, di fronte alle scuole elementari e alla LI, su via Iulia e sull'incrocio di via Iulia. Li vediamo nel dettaglio, quindi quando si lascia la rotatoria della chiesa, si viene verso via Cattaneo, ci sarà uno strato di asfalto un po' più alto che rallenterà il traffico, i parcheggi davanti alle poste verranno riordinati e non più sezionati come avviene attualmente in 3 parti, ma verranno sostanzialmente ad essere un unico tratto uniforme con una aiuola davanti. E prima della LI ci sarà di nuovo un tentativo di rallentamento delle auto con una aiuola spartitraffico realizzata prevalentemente con l'obiettivo di rallentare le macchine che si trovano ad avere un ostacolo in mezzo alla strada. Poi ho fatto anche faccio vedere anche delle foto dove queste cose sono ancora più percepibili. Davanti alle scuole elementari ci sarà poi una piccola piazzetta con una decina di posti auto e l'attraversamento, quello principale, verrà messo in sicurezza. Questo è il parcheggio delle scuole davanti appunto su via Iulia, davanti al campo da calcio, e poi l'incrocio di via Iulia. Una precisazione che ci tengo a fare è relativa al parcheggio davanti alle scuole elementari, che è stato da noi approvato e il cui progetto ha avuto seguito
solo ed esclusivamente nel momento in cui abbiamo avuto la sicurezza che le scuole elementari sarebbero state spostate. Questo ci ha in qualche modo rasserenato per poter usufruire al meglio del contributo che ci viene assegnato. L'intervento complessivo è di 455.000 euro, di cui 318.000 sono finanziati dalla provincia di Vicenza. Quindi, in sintesi, per sommi capi, $500.000 di investimento finanziato al 70% sul territorio di Montegalda. Di questo va ringraziata la provincia di Vicenza che ha creduto in questo progetto. Questo è un dettaglio della viabilità, questo è la LI e queste sono le scuole elementari. Possiamo scorrere velocemente. Vedete la macchina quando arriverà, se vogliamo, io sempre la faccio sempre arrivare dalla chiesa, facciamo finta che arrivi dalla rotatoria, sostanzialmente incrocio 3 scalini, troverà un primo spartitraffico e poi un secondo spartitraffico e quindi sarà sicuramente più difficoltoso poter aumentare la velocità. Questo è un dettaglio sempre invece di quello che è il parcheggio davanti alle poste. Qui attualmente c'è una recinzione e qui c'è un'altra recinzione. E infine questo è l'insieme dei due lavori. Questa è una panoramica che fa capire un po' meglio, non mi dilungherei altro ulteriormente. Questo vedete come sarà il centro di Montegalda indicativamente verso la fine di aprile. Come vedete, venendo dalla chiesa, attualmente si presenta per le macchine un lungo rettilineo. Questo dovrebbe a breve non essere più così. Questo è il parcheggio, questo ve lo faccio vedere dopo. Questo è il parcheggio, l'area del nuovo parcheggio fronte campo da calcio e verrà inoltre sistemato anche tutto questo lato destro fino ai lampioni affinché ci sia una sede stradale più, diciamo così, in linea con quelle che sono le reali necessità di questo tratto di strada. Perché attualmente il fatto che il terreno sia in qualche modo sceso dalla sua posizione originale, che era a ridosso dei lampioni, fino alla riga bianca, non consente di avere tutto lo spazio che invece sarebbe a disposizione del transito del pubblico. Anche qui si vede molto bene, senza volere, perché è un'immagine tratta da Google, qual è la situazione attuale. Quindi l'obiettivo è che questo che si presenta come un rettilineo su cui a volte qualcuno tende a far scatenare tutti i cavalli della propria macchina, si troverà invece all'altezza più o meno di queste piante con un spartitraffico, in qualche modo scoraggerà la sua velocità. E queste macchine speriamo che siano incentivate ad andare a parcheggiare sotto i tigli. Qui abbiamo la stessa immagine dove, per farvi vedere dove indicativamente ci sarà un altro rallentamento. Bene, ho messo questa immagine per descrivere brevemente perché, quello che sarà la soluzione temporanea per quanto riguarda le scuole elementari, nel senso che per le scuole elementari abbiamo concordato con la dirigenza di ripristinare per il periodo in cui ci saranno i lavori qui davanti, saranno 2 settimane, 3 settimane al massimo, ripristinare questo cancello, tenere libera questa area sostanzialmente di fronte alla LI, che diventerà l'area di sfogo che attualmente viene realizzata invece dove verrà realizzata la piazzetta. Ok? Quindi l'ingresso verrà temporaneamente ripristinato in questo luogo. Bene, io su questo non ho altro da aggiungere, vado a vedere se ci sono delle domande e se no questa parte la chiuderei. È una cosa importante, il cronoprogramma dei lavori.
Allora, il primo lavoro che verrà fatto è quello su Via Giulia. Perché? Perché l'obiettivo, il primo lavoro sarà questo, con l'obiettivo di andare a liberare dei parcheggi su quest'area qua, in modo che il paese ne tragga subito dei benefici. Quindi il primo lavoro che dovrebbe partire nei prossimi giorni è la rettifica del ciglio stradale lato sinistro e la realizzazione di parcheggi lato destro, una trentina se non sbaglio di parcheggi. Una volta realizzato questo, si valuterà di passare o davanti alle poste o davanti alle scuole elementari. Vedremo qual è la soluzione più idonea. Tenete presente che a questo punto sarà possibile usufruire di questi parcheggi, quindi per quanto quest'area sia interessata da un leggero disagio, sarà possibile poter parcheggiare qui. Cercheremo inoltre di ridurre al minimo l'interessamento di via Cattaneo, sulla quale verrà realizzato un senso unico alternato per il tempo strettamente necessario. Saranno degli interventi dal punto di vista temporale, dal punto di vista di viabilità, molto simili a quelli che ci sono stati per quanto riguarda la sostituzione dell'intera conduttura su via Cattaneo. Per quanto riguarda i tempi di esecuzione che la Giovannina ci chiede, dovrebbero i lavori già essere iniziati, quindi potrebbero cominciare la prossima settimana piuttosto che quella successiva, non oltre, e è prevista la fine dei lavori per fine di aprile. Quindi lavoreranno tutto marzo e tutto aprile. Quindi l'idea è che in 60 giorni, più o meno 60-80 giorni, i lavori siano conclusi. Se ci sono delle altre domande, vado a vedermi. In via Castello non sono previsti attualmente lavori, anche se delle riflessioni magari per i residenti di via Castello si potrebbero fare, in particolare per quanto riguarda gli attraversamenti che portano al pedonale sotto le mura del castello, che mi risultano essere particolarmente problematici, e quindi se ci fossero delle proposte o delle riflessioni da fare assieme, ben vengano. Una linea bus da Montegalda a Grisignano sarebbe positiva. Valuteremo con il comune di Gresignano di sostenere eventualmente questa richiesta nei confronti dell'SVT. Abbiamo bisogno di rasentare il traffico, ringraziamo la Daniela per il contributo che ha portato, la Giovannina ok, perfetto, non ci sono ulteriori domande. Io chiudo questa parte, se ci fossero delle domande comunque anche la prossima settimana possiamo rispondere, oppure comunque io sono qui per tutti i chiarimenti necessari. Volevo darvi altri due messaggi e informazioni. Uno, che sono in fase di valutazione l'installazione di alcune centraline di ricarica. Adesso stiamo valutando il posizionamento e l'iter amministrativo in cui inserire appunto questo percorso di installazione delle centraline. Però, vista la richiesta che c'è e visto l'aumento delle auto elettriche, io penso che l'iter di installazione partirà a breve. Ora dobbiamo comprendere con gli uffici quale sia la soluzione migliore e magari anche su vostre proposte quale possa essere la localizzazione migliore. Prima comunicazione. Seconda comunicazione, vi dico che come abbiamo fatto per Natale abbiamo sviluppato un piccolo progetto di promozione anche per San Valentino, quindi l'invito è per San Valentino l'idea di promuovere l'amore, quindi amate pure chi volete
l'amore è sempre una cosa meravigliosa, cerchiamo di amare anche il nostro paese e quindi di fare gli acquisti di San Valentino qui a Montegalda. Questo è un invito che io vi rivolgo e inizieremo a veicolare, a promuovere dei piccoli video che i commercianti di Montegalda hanno fatto per questa occasione speciale. Quindi amate tantissimo tutto l'anno, amate particolarmente a San Valentino e amate anche il vostro paese in questo momento in cui magari la solidarietà è ancora più importante. Non solo, ma il 13 e il 14 è stato anche calendarizzato e quindi verrà fatto il mercatino del modernariato Piccolo Mondo Moderno, nel rispetto delle regole, quindi verrà limitato, verrà vigilato, sarà obbligatorio l'uso della mascherina a distanziamento, però riteniamo in qualche modo fattibile, come è già stato fatto, proporre anche per questo weekend appunto il mercatino sabato e domenica, convinti che sia necessario creare un'attrazione importante per il nostro paese che così tanto ha dato l'anno scorso. Siamo partiti l'anno scorso con questo mercatino, i risultati sono stati veramente al di sopra di ogni aspettativa e quindi ripartiremo il 13 e il 14 di febbraio con Piccolo Mondo Moderno. L'invito rimane sempre quello, quindi è possibile uscire, però e sarà possibile venire al mercatino, mascherina, igienizzarsi le mani e distanziamento sociale. Evitiamo gli assembramenti il più possibile. Rinnovo l'invito a comprare a Montegalda e ad amare in questo momento, in questo weekend di San Valentino, non solo la persona amata, ma anche il proprio paese. Come dice la Stefania, stelle a Montegalda, moltiplica il tuo amore. Moltiplica il tuo amore cercando i suoi sogni fra le nostre stelle. Vi raccomando di tenere presenti i marciapiedi per le carrozzine e per i disabili. Ringrazio l'Antonietta. Terremo presente e cercheremo di fare il possibile, perché ho assunto sempre più consapevolezza delle difficoltà che ci sono nella mobilità sui marciapiedi, dove per chi cammina regolarmente una piccola buca non è un problema, un piccolo dislivello non è un problema, per chi è in carrozzina purtroppo diventa un grave ostacolo alla sua autonomia. Quindi nei limiti di quello che possiamo cercheremo di fare il possibile perché questi disagi siano ridotti. Davanti al comune vengono proposte le centraline da Davis e per quanto riguarda il defibrillatore, grazie alla donazione che c'è stata da un privato cittadino alle scuole, le scuole ora hanno un defibrillatore per ogni istituto, per ogni edificio. Quindi c'è un defibrillatore alle scuole medie e uno alle scuole elementari. Non solo, ma grazie alla disponibilità del dirigente scolastico nell'individuazione del luogo dove porre questo defibrillatore, il defibrillatore è stato messo all'esterno degli edifici, in modo che sia fruibile non solo dai eventuali situazioni di emergenza che si verificassero all'interno dell'istituto, ma anche all'esterno dell'edificio. Con questo, uno c'era già, e quelli che poi abbiamo uno al campo da calcio, uno in comune e uno di fronte alla sala polivalente a Colzè. Quindi sono disponibili a Montegalda 5 defibrillatori. A memoria sono tutti frutto della buona volontà dei cittadini, nel senso che sono tutti frutto di donazioni. Se avete domande, se no mi avvio alla conclusione. Non ci sono domande, quindi vi invito a rimanere per un ultimo momento assieme. Come avete potuto vedere nella presentazione della serata, vorremmo dedicare sì, il discorso dei defibrillatori. Il defibrillatore non può sparire, almeno che uno non sia
come dire, mosso dalla volontà di compiere un atto vandalico, però i defibrillatori non sono acquistabili in commercio e è possibile farne la manutenzione solo in centri autorizzati. Cosa vuol dire? Che se uno lo ruba non ne può fare uso da pochissimo tempo e se lo ruba non lo può vendere. Quindi alla fin fine sarebbe un atto di una stupidità unica. Siamo comunque consapevoli e abbiamo quotidianamente dimostrazione che questa volta accade, speriamo però che questo non avvenga perché potrebbe essere veramente importante e salvare delle vite umane. Ecco, anche a noi piacerebbe sapere chi butta le lattine in via Fogazzaro e in via Marcoline e in via Carbonare. E sì, tra l'altro Giovannina dice che alle medie è sotto la telecamera. Un'altra cosa sulle lattine. Vi ricordo che da inizio anno è operativo il regolamento comunale per cui tutte le aree verdi di Montegalda e Colzè non è possibile bere alcolici e fumare. A breve verranno anche installati i nuovi cartelli, però vi dico già che sono già state elevate 3 sanzioni e sarà nostro intento continuare a monitorare questo aspetto. Quindi non siamo ancora arrivati a trovare chi getta le lattine in via Fogazzaro, Marcoline e Carbonare, però quelli che intanto le consumavano in via Giulia sono stati sanzionati. Quindi l'invito è di non abbandonare rifiuti e non consumare alcolici e fumare nelle aree verdi. Ok, allora come vi dicevo, per chi ha visto la presentazione già sa che volevamo dedicare un piccolo momento alla giornata del ricordo. Ci piange il cuore non poter fare, come l'anno scorso, nessun evento pubblico. Come è successo per la giornata della memoria, non è possibile in qualche modo, non è possibile promuovere dei momenti pubblici di ricordo di questo momento. Domani è la giornata del ricordo, che ricorda l'esodo di moltissime persone, di moltissimi italiani dalla Dalmazia, dall'Istria, da Fiume e la comunità di Montegalda è comunque vicina a queste 2 giornate, tant'è che l'anno scorso abbiamo fatto 2 serate e 2 serate anche molto partecipate. In particolare abbiamo dedicato questa giornata del 10 febbraio, abbiamo ricordata con un evento di uno spettacolo di Cristicchi. Io ora leggerò quella che è la preghiera dell'esule, perché penso sia importante ricordare assieme la sofferenza di queste persone, ma soprattutto partire da questa difficoltà, da questa sofferenza, per poter in qualche modo avere una luce di speranza per un futuro diverso, perché nel futuro queste cose non si possono più ripetere. La lettura di questa preghiera dell'esule mi porta i miei ricordi alla giornata che noi abbiamo fatto alla foiba di Basovizza e di cui vi faccio vedere alcune immagini perché è stato un momento in cui come sindaco mi sono veramente sentito orgoglioso della comunità che rappresento. Siamo stati accolti, tra l'altro, in quella giornata dal sindaco di Trieste, quindi veramente una giornata memorabile per Montegalda. E il 25 maggio del 19 2 pullman hanno in qualche modo ricordato queste persone che sono state scacciate dalla loro terra e di cui alcune sono sopravvissute ma molte hanno trovato la morte nelle foibe. Io volevo farvi vedere velocemente poche foto di quella giornata alla foiba di Basovizza, che è diventato monumento nazionale.
È stata una giornata toccante perché il silenzio che c'era in quel luogo, il raccoglimento che siamo riusciti ad avere è stato veramente unico, perché eravamo proprio a 2 passi da dove la tragedia è successa. Le foibe sono state tantissime perché sono legate alla conformazione carsica del terreno di quella zona, e questa non sarebbe neanche una vera e propria foiba, perché era una miniera che è stata poi utilizzata anche come foiba. Quindi vedete un po' la rappresentazione in quello che era una stratigrafia dell'utilizzo che ne è stata fatta. Questo è il monumento che rappresenta la gru che i pompieri hanno utilizzato per tirare fuori i cadaveri di queste persone che sono state gettate nelle foibe. Questa è un'altra fotografia con dei cippi che ricordano appunto la triste tragedia che queste genti hanno vissuto. Questi sono i nostri alpini e le corone che noi abbiamo depositato. E il fatto che ben 2 pullman, quindi un centinaio di persone, poi c'erano anche delle macchine, sono venuti quel giorno a ricordare questa tragedia, è stato particolarmente importante. Tra l'altro la serata era stata anche preparata da un incontro con Anna Maria Fagarazzi, che è appunto una sopravvissuta di questa tragedia. Mi commuove ancora adesso pensare a quel giorno, quando lei ha letto questa preghiera con me accanto e la foiba era alle nostre spalle. Qui c'è il presidente degli Alpini, Marcello Splendore, e il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, e il rappresentante alpini locali. Cioè, veramente sentire lei che ha vissuto sulla sua pelle questa tragedia, leggere questa preghiera lì, è stato un qualcosa veramente di unico. È un privilegio di poterla vivere da sindaco e quindi da rappresentante di una comunità. Io ora la rileggerò in chiusura, salutandovi e ringraziandovi per la consueta attenzione. Questo di Anna Maria è stata veramente un'apertura di una persona, del cuore di una persona a tante altre persone. Lei fa anche sensibilizzazione nei confronti delle classi, delle scuole, e quindi divulga questa storia. Un'altra grande emozione quando anche una nostra cittadina di Montegalda è venuta a raccontarmi la sua storia di esule, e quindi l'avere in qualche modo sensibilizzato su questo tema che molti non conoscono e che molti non approfondiscono. La mia celebrazione di questa giornata del ricordo vuole semplicemente indurvi ad approfondire questa tragedia della storia italiana, ad invitarvi a scoprire le storie che hanno accompagnato queste persone. Vi invito a vedere lo spettacolo di Cristicchi, e vi invito a andare a cercare chi era per esempio Norma Cossetto, che anche qui la vicinanza fisica avvicina la sofferenza delle persone, e pensare che era una studentessa dell'Università di Padova, dove io ho studiato, lei ha studiato, e poi però lei ha trovato sulla sua strada un destino tremendo, e ancora più tremendo nel momento in cui è stato dimenticato. E quindi io quello che voglio in chiusura dirvi è: nel limite del possibile cercate di documentarvi su questa storia, andate a vedere chi era Norma Cossetto, andate a vedervi qual è stata la tragedia dell'esodo appunto dalmata fiumano. Chiudo e vi leggo la poesia come so, come posso, insomma non ho aspirazioni di poeta, di attore, solo perché penso sia giusto ricordarci di queste persone, e in particolare legare poi questa preghiera a una candela che noi abbiamo messo
di fronte a una foto di gruppo di queste persone. C'erano tante immagini, c'erano immagini anche brutali, anche più evocative, però ci piace ricordarle come delle persone che hanno avuto un destino più sfortunato del nostro, dovuto a volte alla stupidità umana, alla cattiveria umana. E quindi la nostra lettura di questa sera va a ricordare queste persone. Preghiera dell'esule. Signore della vita e della morte, della luce e delle tenebre, dona la pace a coloro che, vittime dell'odio inumano, hanno lasciato la vita nelle foibe del Carso. Fa che il loro sacrificio non venga mai dimenticato e su quelle rocce, prive purtroppo del segno di Cristo, fioriscano le rose rosse del sacrificio della libertà. Da, o Signore, a questi morti senza nome, ma da te conosciuti ed amati, la tua benedizione. Signore, tu che tutto ami e tutto perdoni, abbi pietà dei nostri fratelli che ci hanno lasciato durante la diaspora. Prima di prenderli nel tuo immenso abbraccio nell'arco dei cieli, fa che il loro spirito riveda e gioisca ancora una volta di quell'angolo di terra che sempre ebbero scolpito nel cuore. A noi, esuli in patria e nel mondo, dona serenità e rassegnazione, nonché la speranza che un giorno sulle nostre terre abbandonate ma mai dimenticate riappaia in cielo l'arcobaleno con i colori del nostro tricolore. E così sia. Ricordatevi di queste persone e facciamo in modo che il nostro futuro possa essere diverso, che il futuro dell'umanità tenga conto di questa tragedia e possa essere migliore. Grazie e ci vediamo martedì prossimo.